alle volte io arrivo tardi sulle cose, perché col fuso orario mi sveglio, le cose sono già accadute e devo recuperare per fare il video a riguardo. Alle volte arrivo un po' prima, involontariamente, perché nel video di ieri, e che vi ringrazio che abbiate apprezzato, insomma, ci ho messo Conte in copertina. Cominciamo! E non ce l'avevo messo a caso, perché già si era sentita qualcosina, insomma, Sky, ma era un'idea di Sky, adesso stanno andando a bomba, un po' tutti, però mi dovete spiegare il perché, visto che Conte l'avete dichiarato inadatto nel momento in cui mette piedi fuori dalla Serie A. Non è è il migliore in Serie A, ma quando appena esce dai confini è il peggiore. Lasciate un like, per favore, grazie, e ci spostiamo subito. Voi lasciate guarda, come voi lasciate il like, click, si lascia il like. Oh no, questa è un'altra foto. No, ho sbagliato. Questa è un'altra foto, perché mi hanno fatto notare che proprio allo stesso minuto viene espulso Bastoni. È un'altra foto, state calmi. Karma assoluta. Il sondaggio di Sport Mediaset. Allora, in italiano, cioè io voglio sapere a livello semantico perché sì, perché no, ok? Tu fai un sondaggio, sei padronissimo di fare un sondaggio, chiunque tu sia. Io avevo meno polemiche, il primo punto per migliorare il calcio italiano, però pare che lo fate apposta a dividerci. Primo punto, perché sì, perché no. Allora, se tu dici perché sì, allora tu puoi dire perché è un grande allenatore e perché è capace di risalire. Non è il mal di Napoli, voi vi siete inventati il mal di Napoli, benissimo, non è un buon motivo per dire ok, allora sì, è un buon motivo per avere Conte in nazionale. Se il perché no è l'abbiamo già visto, oppure perché no, anche lui gli piace la difesa a 3, allora perché no, già visto. Perché sì, è un condottiero che mi è piaciuta quell'Italia che aveva. Che significa mal di Napoli? Mal di Napoli sarebbe una concausa che vi siete inventati voi. Cioè, pur di scrivere mal di Napoli non rispettate nemmeno la logica di un sondaggio. Non è che uno sì, mal di Napoli è una buona ragione per volere. Come vogliamo, come la mettiamo? No, perché fate così? Che problema avete? Che problema avete? E poi io sono anche d'accordo quando l'anno scorso non sapevamo eccetera eccetera, ma le ultime dichiarazioni di Conte non sono affatto di un Conte che c'ha il mal di Napoli, che sta in rotta con De Laurentiis eccetera eccetera. Al massimo Conte in questo momento si sta preoccupando se da schifare Lukaku o no, se vogliamo proprio essere onesti dall'interno di un ambiente che già sa. Ma fosse solo Sport Mediaset? Assolutamente no, perché ci spostiamo di nuovo. No, e faccio a fare, perché non è possibile. Andiamo nella situazione. Chi ha rotto il... No, lo faccio così, tengo premuto. Conte il sogno della FIGC. Si è dimesso Gravina, tutto a posto, tutti quanti sono molto dispiaciuti. Ha detto no, è stata una decisione proprio sua, nessuno lo voleva cacciare, Olivieri pure in lacrime. Se arrivasse un'offerta darebbe disponibilità. A quel punto dovrebbe trovata una quadra con ADL. Il Napoli valuta Italiano, Gasperini e De Rossi. Sono 3 allenatori sotto contratto. Conte è sotto contratto. Ma perché? Perché? Lo devo lasciare il dito e ci spostiamo di nuovo. Ma veramente? Avete detto che Conte non è buono? Avete detto che Conte fa la difesa a 3 e che non gioca al calcio. Perché adesso si dovrebbe ricominciare da Conte? Ma il Napoli è obbligato a giocare questa minestra di 9-1-1 che fa tutte le domeniche, o si può provare a giocare a calcio con i giocatori che ha il Napoli? Perché per me si può giocare a calcio con i giocatori che c'è il Napoli. Ce lo dovete lasciare in pace, ce lo accolliamo noi. Conte non è un allenatore internazionale, Conte ogni volta che non fa il campionato, mi piace Conte. Ma. E io ricordo quando si cominciò a parlare di Conte al Napoli 2 anni fa, io non ero proprio al 100% convinto della scelta, anche per non creare poi l'aspettativa, poi magari non succede, eccetera, eccetera. Ma una cosa ve la dissi e non la potevo negare. L'ultimo ricordo positivo
motivo di una nazionale che mi gasava era con Conte in panchina. Conte in panchina mi faceva gasare la nazionale che avevo smesso di seguire e che non mi faceva più accendere la passione nei confronti degli azzurri, quelli là blu scuro, perché sono gli azzurri blu scuro. Conte mi diede quella voglia di esultare insieme a tutti quanti in quella nazionale raccontata come è giusto raccontarla, Pelé, Eder, eccetera eccetera, una nazionale che si comportò abbastanza bene nonostante non ci fossero grandissimi interpreti. Quindi se poi ci lamentiamo di quello che abbiamo a disposizione adesso, quello che avevamo a disposizione quando Conte era in sella della nazionale ancora peggio, onestamente. Ma l'altra riflessione è che all'epoca loro si lasciarono di comune accordo, c'era Tavecchio, Conte decise, non è che fu cacciato, da quello che ci fanno sapere, decise che aveva bisogno di campo e che non riusciva a stare fermo in garage, disse Conte, per troppi mesi. Ci furono anche un po' delle frecciatine, dice io volevo una mano da parte della federazione con alcune partite che andavano in conflitto con gli impegni della nazionale, la solita storia, perché è la solita storia. Ma Conte disse io ce la faccio, ho bisogno del campo, e poi disse il Chelsea non ho problema a dire che nel caso in cui dovesse succedere succede, e quindi fu molto onesto. Ma che senso avrebbe, a meno che Conte non ha bisogno proprio di una pausa? Conte è troppo stressato dall'ambiente Napoli e dopo questi 2 anni si deve prendere un'altra pausa di riflessione e poi ripartire con più energie. Che senso avrebbe adesso dare la squadra per Conte, accettare l'Italia che non ha niente da fare, ha da fare amichevoli finché poi non si ricomincia a parlare del prossimo europeo tra 4 anni. Conte che si mette addosso questa nazionale con tutti i problemi. Bisogna risolvere dei problemi dalla base, non è che tu metti a Conte e hai risolto i problemi. Quindi non ha proprio alcun senso da parte mia, nei miei riguardi, proprio nella mia mente logica che unisco i puntini, non ha alcun senso questa cosa qua. Avrebbe molto più senso, secondo me, l'idea di Allegri, anche perché Allegri non lo ha mai fatto, Conte questa esperienza già l'ha fatta, e poi vi dovete accollare però gli stessi discorsi che adesso state facendo, li dovete fare nei confronti di Allegri, un'altra squadra che si mette là e aspetta, perché lo sappiamo come gioca Allegri e non lo nega, perché non lo nega. E allora tutti quei bei discorsi che sto sentendo, non si può giocare più a 3, il problema è il 3-5-2, e non lo è, perché lo dovreste sapere che non lo è. Il modulo oramai non è un problema, è come lo fai il modulo e con quali interpreti lo metti in campo il modulo. Vi piace? Benissimo. Conte ha provato a giocare a 4 con il Napoli perché comincia a 3, Verona malissimo, si cambia, si rimette a 4, vince uno scudetto con la difesa a 4, ricomincia a 4, si rompe tutta la squadra, è costretto a tornare a 3, mo sta giocando con questo 3-4-2-1 perché si adatta sempre eccetera eccetera. Allegri no, Allegri ce li aveva i giocatori pure per giocare a 4 da subito, e invece no, 3-5-2, 3-5-1, 3-6-1-0. Allegri, prendetevi Allegri e l'Italia andrà benissimo, non vi preoccupate proprio, si risolve, perché lui valorizza i giocatori, i numeri 10, mette in condizione i fantasisti di fare grandi cose. Vi conviene, concentratevi su che Conte è peggio, Conte non è buono, ce l'avete detto voi che Conte non è buono, che poi la comunicazione non ce l'ha eccetera eccetera. Gattuso non l'ha mai fatta la difesa a 3, ha sempre giocato a 4, e che questa nazionale è costretta poi ad adattarsi a quelle che sono l'andazzo della Serie A, perché così si gioca in Serie A. Ecco perché io ieri ho cercato di fare un discorso più generale, che non va all'interno di quante squadre, la Serie A 16, a 18, a 24, anche altri campionati sono a 20, la Liga, la Premier League hanno un sacco di partite, non è quello il problema, è un problema di mentalità, è un problema di capire dove vuoi andare e come vuoi essere. Niente, non ce la faremo, non ce la faremo mai a uscirne, secondo me anche tra 4 anni diventa complicato. Se non cambia come vuoi arrivarci, potete mettere chi volete voi. Adesso si parla di Maldini, si parla di Abete, di Malagò, metti dentro Del Piero, ti vuoi portare dietro a Conte. Secondo me, se poi vuoi eccetera eccetera, l'idea di Inzaghi che è andato fuori e quindi potrebbe tornare, che qualcuno diceva pure di chiamare Mancini, ma sembra quasi che sai poco. Allora
L'idea di Inzaghi potrebbe essere affascinante per Inzaghi se, dico se, perché a quel punto se vi prendete a Conte dal Napoli, Inzaghi serve a noi e me lo tengo io uno che 3-5-2 lo ha sviluppato molto bene, e quando era il momento di fare gioco, di fare Inzaghi non simpatico, ma come allenatore di campo onestamente bravo, poco da dire. Io non so se vi rendete conto, perché non è solo Sport Media, la Repubblica insiste, potrebbe realizzarsi perché lui, Conte ha spesso ricordato con nostalgia, ma quando? Se ne è andato lui, non ce la faceva più, fiutando un ritorno, fiutava il pericolo, annusava il pericolo. Ora che il secondo anno al Napoli dopo lo scudetto sta facendo emergere i dissapori, con il presidente l'ipotesi potrebbe realizzarsi. Antonio era stato contattato e aveva dato disponibilità anche dopo la rottura del siete insopportabilissimi, da New York, Valerio Fluido e tutto. Non lo so cosa metto in copertina, se ci metto Allegri eccetera eccetera, anche perché è Napoli-Milan, è troppo presto perché si gioca a Pasquale. Su Calcio Fluido ho fatto l'analisi di tutte le partite di Serie A, la 31esima giornata, e tra un po' ci andiamo nel profondo di una partita che deve essere bellissima. Però sono due difesi a 3 senza i fantasisti, e quindi brutto calcio, non giocano i giovani, Vergara è fatto male, però gioca a Bartesani, quindi pigliatevi Allegri, è meglio.